Era un atto, come dire, quasi fisiologico. Negli ultimi anni gli esercizi provvisori sono stati 5 su 10 o qualcosa del genere. E vedete, abbiamo bisogno di chiarezza nei conti e anche nei rapporti con lo Stato, piano del Sud, fondi FAS, eccetera, per poter fare il nostro bilancio. Peraltro abbiamo operato perché fossero 3 i mesi, ma sin da domani mattina, dal 7, dall'8, dal 9, si comincia a lavorare in Commissione Sanità. Si comincia a lavorare, peraltro recependo questa proposta di dialogo che ci viene da chi non la pensa come noi, dal PDL in maniera particolare. L'ha fatto il Presidente della provincia di Catania, Castiglione. Gli rispondiamo che a partire dal bilancio siamo pronti a ragionare e a lavorare insieme. È un atteggiamento che credo debba ispirare tutte le amministrazioni pubbliche. Quando c'è una causa di forza maggiore, quando la casa brucia, è bene che tutti buttiamo acqua sul fuoco piuttosto che benzina sul fuoco. E quindi vediamo se sono rose fioriranno, se, come dire, tutto quel mondo vuole lavorare a soluzioni condivise, ci vuole un po' di pazienza, passerà un po' più di tempo, ma sono buoni investimenti perché si arrivi più compatti agli appuntamenti con le sfide grandi che abbiamo contro di noi, forze politiche del nord che forse non ci amano, un governo che a prescindere dal colore è, come dire, spinto da interessi economici, da poteri industriali, da grandi burocrazie, eccetera, a sostenere piuttosto che le regioni del sud quelle di un nord che, come dire, è 1000 miglia distante da noi, non soltanto in termini di chilometri, ma di qualità della vita, di servizi, di redditi pro capite, di infrastrutture, eccetera. E questo vuoto abbiamo il dovere di lavorare insieme perché venga colmato.